Gli itinerari del Friuli Venezia Giulia, un viaggio tra i luoghi e le suggestioni della regione. Ben ritrovati nel nostro appuntamento con gli itinerari del Friuli Venezia Giulia. Anche questa settimana insieme a Promoturismo FVG siamo pronti a portarvi a conoscere le bellezze della nostra regione e anche questa volta lo faremo attraverso un ambassador che ci racconterà, perché insomma le ha vissute, quelle che sono in questo caso le più belle riserve naturali del Friuli Venezia Giulia, ma anche le più belle immagini della natura così variegata della nostra regione. Con noi infatti abbiamo Rosetta Toson. Buongiorno Rosetta, benvenuta con noi. Buongiorno a tutti, è un piacere. È un piacere per noi poter affrontare assieme a te questo bellissimo aspetto del Friuli Venezia Giulia che davvero offre tantissime opportunità anche così diverse tra loro in una regione piccola ma molto variegata, dai monti al mare, quindi ce n'è da vedere anche e soprattutto la natura incontaminata. Allora Rosetta, raccontaci un po' da dove ti va di partire. Sì, allora diciamo che visitare le riserve naturali sicuramente è un'esperienza unica, soprattutto quando entra in gioco la vita quotidiana, lo stress dal lavoro e si ha bisogno di staccare un po' la spina e ritrovarsi in un momento di silenzio, comunque di contemplazione della natura, aiuta sicuramente a rilassarsi un po' e a ritrovare serenità e forza, ecco, per ripartire poi tutti i giorni. E infatti questa è stata un po' la mia esperienza. A me piace girare molto le riserve naturali del Friuli Venezia Giulia, che sono bellissime, sono tutte diverse. In ogni angolo c'è qualcosa di nuovo da scoprire, e la natura, gli animali, e sicuramente il paesaggio è unico del suo genere. È vero, hai ragione. Sì, vero. Io ne ho viste alcune, non le ho viste ancora tutte, sicuramente non vedo l'ora di scoprirne anche altre. E quella che conosco sicuramente meglio è quella qui nella zona della laguna di Marano, tra la laguna di Marano e la riserva ai foci del fiume Stella, che è bellissima, un paesaggio veramente incontaminato e ricco di uccelli, e di pesci, e di canneti. È veramente molto bello. Esistono anche tantissime escursioni per poterla visitare, partendo sia da Lignano che da Marano, è sicuramente quella che conosco meglio e che mi piace di più. Soprattutto vivere l'esperienza dell'attraversamento del fiume al tramonto è una cosa unica nel suo genere, per chi appunto presiede o la barca o comunque con le escursioni guidate. Un'altra riserva che ho visitato, che mi è piaciuta molto, è quella appunto di Marano, la Valle Canal Novo, dove si può fare del birdwatching e fermarsi a contemplare il paesaggio e gli uccelli appunto nel loro habitat naturale. E poi anche l'isola della Cona, che è quella appunto più pittoresca a mio avviso, perché si possono anche osservare lungo il percorso i cavalli in libertà, i cavalli bianchi, che sono veramente un'emozione unica. È vero, molto bello, un'opportunità proprio per stare a contatto con la natura per grandi e piccini, oltre che assolutamente. Insomma, per chi, come dicevamo, ha la passione della fotografia. C'è un itinerario tra queste riserve naturali che vorresti suggerire ai nostri ascoltatori? Assolutamente, come dicevo prima, la visita della riserva delle foci del fiume Stella è spettacolare, come tutta la laguna di Marano. Partendo ad esempio da Lignano Sabbiadoro o da Grado, partono le motonavi con i turisti e partono anche 2 volte al giorno, fanno diversi itinerari e lì si può visitare appunto le riserve e godersi questo spettacolo della natura. È verissimo, con questo bel quindi sole. insomma si può arricchire la nostra vacanza anche così, quindi abbinando magari una vacanza al mare con qualche giornata invece dedicata alla scoperta della natura, che è così particolare, così diversa anche in tutta la riviera e la costa della nostra regione, o più addentrandoci insomma anche al suo interno. E le opportunità sono veramente molte anche negli sport che raccontavi tu. So che ad esempio anche la canoa ha molti adepti ultimamente, ci sono anche tantissime associazioni che propongono degli itinerari da poter fare in canoa. Esatto, anche in stand-up paddle ad esempio, partendo qua dalla riviera, quindi sì, veramente delle esperienze particolarissime e uniche nel loro genere, assolutamente.
E poi c'è la fotografia, che ho una grande passione, sono sempre di più gli appassionati di fotografia, ma anche semplicemente chi si vuole cimentare nel raccogliere immagini suggestive proprio da portare a casa nella propria vacanza e che riguardino anche e soprattutto la natura. Quindi si può veramente variare nella scelta di questi percorsi all'interno di queste riserve naturali. Esatto, assolutamente. E consiglio sicuramente di portarsi scarpe comode e una macchina fotografica, perché poi cogliere l'attimo di qualcosa di speciale è sicuramente un'emozione unica. Esatto, poi sul sito turismofvg.it insomma potete scoprire anche tutte le diverse riserve naturali che propone la nostra regione, e poter scoprire insomma quelle che si trovano, per esempio, come dicevi tu, le Foci dello Stella, Marano, l'isola della Cona, riserve naturali veramente suggestive. Poi la volta scorsa insomma siamo stati nei borghi del Pordenonese, anche lì ce ne sono molte da vedere e da visitare. Oppure ancora, se amate il mare, c'è la riserva marina protetta di Miramare, e anche lì si possono fare tantissime attività proprio per conoscere l'habitat sopra il mare e sotto il mare. Esatto. Sì, spettacolare, assolutamente. Anche la zona della montagna dove c'è il lago di Cornino, e ci sono veramente tantissimi posti da visitare anche in giornata, così per fare un'escursione giornaliera, e merita assolutamente. Ecco, sul sito, lo ricordo ancora, turismofvg.it, poi trovate anche i video, alcuni dei quali ve li abbiamo anche mostrati durante le nostre dirette, che vi raccontano e vi mostrano proprio tutti gli aspetti della nostra regione, così come tutti gli ambienti naturali che ha a disposizione, dal mare alle colline, alla montagna, alla laguna, insomma veramente ce n'è per tutti i gusti, e quindi potete scegliere l'itinerario più adatto a voi e anche programmare la vostra vacanza scegliendo e abbinando camminate in montagna oppure bicicletta con visite a queste meravigliose riserve naturali abbinate anche alla spiaggia e al mare. Io, Rosetta, a questo punto ti ringrazio moltissimo per essere stata con noi. Grazie a voi. E ricordo che se volete sperimentare altre parti della nostra regione, ci sono tutti gli altri video dei nostri itinerari del Friuli Venezia Giulia insieme a Promoturismo FVG. Ricordo che sul sito appunto turismofvg.it trovate tutti i percorsi, gli itinerari proposti, le proposte proprio di vacanza diverse per approfittare in ogni momento dell'anno, perché ora ovviamente stiamo aspettando l'estate, però devo dire che la nostra regione in ogni periodo dell'anno ha una proposta interessante da proporre, tra vacanze al mare e montagna come da tradizione, ma anche vacanze che vi permettono di conoscere i territori, l'enogastronomia e la natura della nostra regione. Grazie Rosetta, allora buon lavoro a te. Grazie a voi. Grazie. Noi vi aspettiamo invece mercoledì prossimo, sempre nei nostri itinerari del Friuli Venezia Giulia. Seguiteci anche sul nostro sito radio.0.it, troverete tutte le altre puntate, potrete rivedere tutte le parti che vi abbiamo raccontato della nostra bellissima regione, dal mare alla laguna, alle colline, alla montagna, tutti i prodotti enogastronomici e gli itinerari proposti. Vi aspettiamo la settimana prossima con Promoturismo FVG per gli itinerari del Friuli Venezia Giulia. Avete ascoltato gli itinerari del Friuli Venezia Giulia. Per le tue esperienze in regione, visita il sito turismofvg.it. Punto zero.